Arriva il vescovo. Buonasera. Guardate. Alla classe, non da dove abitate, in quartiere. Che classe siete voi? Faceva anche alimentare o gli alimentari? Tu fatto le alimentari. Il più bravo è Giuseppe. Sì? Ora si vede che c'hai i capelli alla galleria del vetro. Devi proprio dirlo tutto da destra. Ti sto impegnando, no? Però è bello che si invece vai bene. Così. Non si deve, quanto si fa? Guardi. Cosa si fa? Questi sono due catechisti. Che bello. E voi di che classe? Guarda. E voi rossi? No, prima media, mi sono scritto di qua. Lui ci ha fatto tutte le alimentari. Sei un milantista. Sempre Renzo dei bravi. Lo Varese, però. Tu sei qui, però. Vedrai che esplode. Siamo alla seconda! Oggi andare, papà va al lavoro, a scuola almeno, no? Ma cosa fai tutto il giorno a casa? Sapresti cosa fare tutto il giorno a casa? Sulla destra, mentre di 3, poi stiamo sulle 6. Poi stiamo sulle 7. Abbiamo ci sono cattedrali.
Sì, beh, è arrivata. Da maggio abbiamo iniziato questa Ci vestiamo qui io di Sì, ci vestiamo qua perché usciamo da fuori. Vedi, si vede. No, io sto lì. Invece c'era quello là che era infelice perché stava arrivando la concorrenza. Vedi? È uno che è diventato grande qui. Si chiamava Lombardo perché questa era Lombardia. Si chiama però Novarensis ed è uno degli autori più importanti del Medioevo, sui cui testi studiavano tutti, dal 1100 al 1500. Anche San Tommaso. Noi abbiamo una edizione delle sentenze di fine 1500. Lo sto cercando, Non c'è sono andato critica. su tutti, ma non c'è l'edizione critica, C'è un gruppo di studi. perché l'avrei comprata. La casa del Pier Lombardo Sì, per lo so. l'attribuzione. Per l'attribuzione, Poi, però qui probabilmente c'era. E insegnava, castello. pensi, insegnava a Parigi. Allora erano più coraggiosi anche di andare all'est. Parigi era la patria, e anche San Tommaso è andato a Parigi. I più geniali dell'Italia, ma l'altro di Aosta, Sant'Anselmo d'Aosta, è diventato addirittura arcivescovo di Canterbury. Prima ha fatto in Normandia, poi Andavano all'estero anche allora. andavano all'estero ai cervelli. Non è cosa recente, quella è replica. No, perché allora perché l'università nasce a Bologna, poi c'è Padova e poi Parigi. Le prime tre sono quelle. Adesso, Ma lei con quanti lumellognesi sta parlando il vescovo? Lumellognesi doc, perché qui sono tutti Mio papà è immigrati. nato qua. non Mio sarà papà è mica nato come il mio È compagno. nato proprio il Melloni. Il mio compagno di Cesano Boscone ha l'80% di pugliesi. Sì, noi abbiamo veneti, bresciani. Lei si è alzato come lumellognese? No. Ah, ecco. I veneti, Friulani. i veneti venivano, per esempio, nella zona attorno dove abitavo io, che non era la mia casa, la zona vicino a Travarese e Saronno, c'era addirittura come dire, il quartiere dei Veneti che si aiutavano a fare la casa, tutti facevano la villetta e piano piano di domenica in domenica uno aiutava l'altro. c'è proprio il villaggio dei Veneti, perché era zona depressa, l'hanno dichiarata zona depressa e quindi costava meno, c'erano insediamenti. Tu non c'hai la faccia da me, come il cognome? Però Mancini, Bressani, Ben Scrutoni. veneto di origine, no? Lui ha attaccato la I Io Mancini. capito? Lui ha attaccato la I per camuffarsi, capito? Per scendere un po' Tu geograficamente. sei il parroco ridotto. Bravo. E tu come sei? Ah, fratello. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
In verità già una volta è stato nell'odio, ma quasi in clandestinità, per esprimere la sua vicinanza alla famiglia di Caruana. Oggi invece è per fare festa, per rendere grazie al Signore per questa esperienza di comunità, rendere grazie al Signore per questo lavoro del nuovo pavimento, dell'impianto di riscaldamento, un'esperienza di comunità. Ne abbiamo fatti altri di lavori di restauro, abbiamo recuperato tutto il presbiterio, la navata, ma questo più degli altri è un lavoro di comunità. Grazie al sostegno, come al solito, generoso di tanti fratelli, sostegno economico, ma grazie soprattutto al lavoro intenso e appassionato, 3 mesi e più, dei tanti volontari che poi avremo modo di ringraziare espressamente. Grazie alla preghiera del monastero invisibile della nostra parrocchia, che sono gli anziani, gli ammalati, che hanno pregato per la buona riuscita di quest'opera. Un lavoro di comunità, per la comunità e della comunità. Come già ho avuto modo di dire il 13 agosto, festa di Sant'Ippolito, quando abbiamo riaperto la chiesa, in questo pavimento nessuna pietra è uguale all'altra. Se non lo è per dimensione, lo è per colore. Nessuna pietra è uguale all'altra. Alcune hanno volutamente delle imperfezioni, potremmo dire, ma ben legate tra di loro danno il risultato che possiamo ammirare. Così vorrei che fosse la nostra comunità, uniti con le nostre fragilità per essere una bella testimonianza della misericordia di Dio. Caro Monsignor Franco Giulio, Vescovo nostro, sostenga con la sua preghiera e la sua vicinanza pastorale il nostro cammino, affinché sappiamo essere nella nostra piccola realtà locale immagine della bellezza e grandezza dell'amore di Dio. Grazie a tutti voi per la festosità che avete accolto, soprattutto con cui celebriamo in semplicità questa Eucaristia che ci ridà quasi una casa comune, la casa di tutti. Leggerete la lettera pastorale che la parrocchia è aperta per tutto e per tutti. È la casa di tutti, avere una casa comune è molto importante, ve lo spiegherò proprio via, ma intanto ci prepariamo a celebrare questa Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati e aprendo i nostri orecchi all'ascolto della parola per incontrare il Signore. E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'erba, aumentando il ciclo e usando bilancio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. Signore, sono contento di essere qui questa sera con voi. Io ho preso appunto al balzo l'ala che il nostro Papa mi ha offerto di venire a inaugurare quest'opera della comunità, di cui il valore
dottor Parco, ma anche altre persone, hanno come compito di tenere che quella soglia là, quella della Chiesa, sia la più bassa, la più accessibile, la più facile da transitare. Vedete, le soglie delle nostre case sono diventate tutte blindate, magari anche giustamente perché non è tanto igienico lasciarle aperte. La soglia della Chiesa invece è oggi rimasta una delle poche porte aperte. È brutto passare e vedere una chiesa con la porta chiusa. E oggi, sempre ricordatevi che la chiesa deve essere aperta e riscaldata. Vedete che questa mia profezia che ho sempre chiesto in giro dove sono stato, allora si vede una chiesa come quella di Boca ieri sera, capite che riscaldata, una presa salata 30-40 metri. Ecco, ma perché sia la casa di tutti? Questa parola è una parola un po', pericolosa, perché uno può intendere in modo banale, superficiale. Deve essere la casa di tutti, perché vi dico più avanti, vuol dire che nella parrocchia non scegliamo le persone con cui stare insieme. In un paese spesso le persone prendono casa perché è stato conveniente, perché c'è stata un'occasione, perché c'erano i parenti, perché qui ha trovato lavoro. Nessuno ha scelto di venire ad abitare a Lumegnolo partito quasi da zero. Così è la parrocchia, non è un luogo che si sceglie ma in cui si è scelti. E allora introduco, vedrete, quella lettera che ci consente poi di tirare la conclusione. Io ho fatto gli ultimi 6 anni della mia vita a Milano, non sono di Milano. Ho sempre abitato, sono nativo della Brianza, ma poi ho sempre abitato nella zona vicino, per intendermi, Gallarate, circa, nel seminario. Quando sono venuto a Milano ho fatto questa scoperta scioccante. È il posto dove ci sono più vicini e manca il prossimo. Io abitavo in una zona persino bella, quando dicevamo in una zona di Brera, tutti dicevano chissà, e vi assicuro che non veniva voglia di uscire alla sera, perché c'era così tanta gente da non trovare una persona con cui parlare. Interessante questo paradosso, no? Perché la gente quasi era lì, passava a fianco. Ecco, la differenza tra vicino e prossimo è fondamentale. Per questo fa la parrocchia, il vostro Don Andrea l'ha messa in libro sempre, che la parrocchia è la casa e la scuola della prossimità, dove si impara a diventare da vicini prossimi. E questi ragazzi che sono qui davanti, che giustamente sono un po' vivaci, eccetera, perché devono imparare come si sta seduti, dove si diventa prossimo, come ci si accoglie, come si gioca insieme, come si studia insieme. Ho chiesto a qualcuno, sono molto sincero, i vostri ragazzi, se era bello andare a scuola, lei diceva sì, ma sono qui vicino, diceva Catania. Ma come si fa a diventare prossimi? Questa è la seconda domanda. Per diventare prossimi bisogna fare come è stato fatto questo pavimento. Questo pavimento, vedete, appena prima di entrare ho chiesto se era prima già così. L'architetto ha detto no, non era così, perché spesso le belle arti si vengono recuperate nello stato precedente, mentre questo è stato fatto un po'. E questo pavimento è fatto, come suggeriva all'inizio Don Andrea, di diversi colori, di diverse forme, e c'ha un disegno comune. Voi ragazzi sapete cos'è il puzzle? Sì, bene, anche questi qui di prima sanno cosa è un puzzle. Il puzzle è quella scatola che legava a tale sono tutti i pezzettini che bisogna comporre con un tipo di disegno. Ecco, immaginate che quel bravo signore che ha messo il pavimento non avesse in mano il disegno dell'architetto che gli faceva appunto come doveva mettere tutte le diverse colori,
parrocchia, come si usa dire, non è una cosa bella da vedere. Queste nostre comunità hanno tante pietre, assomigliano a pietre molto ammucchiate, qualche volta non si incastrano bene, ma anche quelle che si incastrano qualche volta, come dire, ciascuno dice voglio che il colore sia tutto il mio, come se gli amici che sono là dietro che suonano volesse suonare solo uno e non suonare tutti insieme in modo sinfonico. Quindi queste sono le due caratteristiche, che ognuno deve avere il suo colore, la sua forma, e tutti insieme devono entrare in un unico disegno. Poi voi ragazzi, attenzione, voi ragazzi scoprite che sotto queste pietre, questo inverno, saranno calde, perché sotto è stato messo una grande grigia, l'acqua, che viene riscaldato, sono sotto 3 chilometri di tubo, non sono fatto dire, che viene riscaldato con l'acqua a bassa temperatura, 30-35 gradi, e che scaldando i piedi, voi sapete quando noi abbiamo caldi i piedi, lo sanno i signori anziani, no? Per dire che fa freddo, dicono ho freddo i piedi, perché è una cosa molto semplice, voi ragazzi non sapete, è la parte più distante dal cuore, e quindi quando fa freddo è quella che sente più freddo. E che queste pietre dunque portano anche il calore, non solo il colore, ma anche il calore. Una comunità che è fatta di pietre sagomate, di pietre incastrate, pietre colorate, ma senza calore, gli manca ancora qualcosa. Vedete, basta seguire il disegno. Dobbiamo incastrarci bene, intrecciarsi, c'è certo un verbo più bello, incastrarci bene, è difficile. Tra i gruppi della Caritas, i gruppi della San Vincenzo, tra quelli che hanno fatto, e gli altri che magari hanno solo pregato, come dice, perché non possono più fare. L'incastro è la cosa più difficile, l'incastro. Ma poi anche la pretesa di essere il colore dominante. Ma alla fine che cosa conta? Il calore che sta sotto. Il calore che sta sotto che fa la differenza, fa l'atmosfera. Come sentirete, perché il vantaggio di questo nuovo tipo di riscaldamento sul sperto, capite? È il fatto che di solito il calore si disperde salendo in alto, ma ora che sale ha già scaldato fuori. E quindi la parte più calda della chiesa sarà nei primi 2 metri. Che bello se anche la parte più calda della chiesa e del paese di Bellonia fossero i primi 2 metri di tutte le case. Se ciascuno si rendesse conto, e vi assicuro, già venendo qui, basta passare in chiesa, c'è ovvio, si capisce subito che è una comunità diversa. Ormai ho girato già tante parrocchie, pensate che tutta la Val d'Osso la conosco come le mie tasche, ho abitato quest'anno 22 mesi di fila in 3 tappe, mi ho fatto vedere tutto, compreso i fiedili. Andando a fare la chiesa si vedeva le diverse mani, non solo dei sacerdoti, ma anche del modo con cui la gente partecipava alla vita comune, a costruire legami comuni. Ed ecco la terza e ultima cosa che volevo suggerirvi. E si riferisce al Vangelo di oggi, che poi leggerete voi con un po' di calma. È un Vangelo che fino a 30-40 anni fa nessuno conosceva, perché nei dizionari, cioè nel libro dove ci sono le letture, nessuno aveva avuto il coraggio di metterlo dentro come stava nel Vangelo, perché è una parola raccontata in negativo. Gesù sembra lodare l'amministratore disonesto. E allora, capite, è come la famosa parabola che tutti quelli dalla prima e dell'ultima ora che prendono tutti un soldo, tutte le volte che la scrivo c'ho sempre 3 persone fuori e dice ma io non la capisco la parola di Signore. È una parola che vuole dare più nello stomaco.
sta la scaltrezza di questo amministratore? Perché primo ha capito che il vento era cambiato, che era stato scoperto che era un amministratore che non faceva più l'amministratore, ma il padrone delle cose, il padrone del vapore. E allora il Signore gli chiede conto della sua amministrazione. Secondo, perché ha l'intuizione di trovare una soluzione e quindi accanto al comprendere che la situazione è cambiata riesce a trovare anche una soluzione concreta, che naturalmente essendo raccontata in negativo non va fatta, ovviamente dice tu quanto devi al mio padrone? 140 dollari, 50, facciamo lo sconto come diva. E il terzo motivo per cui viene lodato è che è stato anche tempestivo, non ha lasciato passare tanto tempo, ha trovato il tempo veloce. Ecco allora il commento di Gesù. Se i figli delle tenebre, viene definito così l'amministratore disonesto, dice che sono scarti, cioè sanno capire, trovare una soluzione concreta e in modo tempestivo e veloce, a maggior ragione lo devono fare i figli della luce. E questa è la terza cosa che volevo lasciare. La Chiesa è la casa e la scuola della prossimità. Si diventa prossimi, abbiamo detto, no? Intarsiando, ciascuno col proprio colore e portando il proprio calore, ma poi bisogna portare anche questa furbizia, scaltrezza, vuol dire furbizia, che è stata un po' quella che avete realizzato voi. Mi ha scritto una lettera di Andrea su come sono stati fatti questi lavori. Bisogna che qualcuno si faccia avanti, magari sia anche generoso e lo faccia con un po' di gratuità, magari un po' tanta anche di gratuità. E questo il bene è capace di trascinare dietro gli altri. Attenzione, il male fa rumore, il bene è silenzioso ma è capace di trascinare dietro sé. Lo sapete che l'immagine classica è il male è come l'albero che cade, il bene è come la foresta che cresce. L'albero che cade fa uno schianto rumoroso, la foresta che cresce senza far rumore impercettibilmente. Ecco, questo è ciò che è avvenuto, per cui dopo ringrazieremo tutte le persone che ci hanno insegnato con un gesto di gratuità, che questo dovrebbe essere anche come noi viviamo nella società. Vedete, la cosa più bella che noi possiamo dare al mondo, alla società civile, non è solo quella di aiutare i poveri, i piccoli, i disagiati, i feriti, perché ci fanno questi tempi. Questo è molto importante, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è insegnare uno stile di vita dove uno costruisce legami buoni con gli altri. Questo atto di generosità per cui è venuto fuori questo restauro della Chiesa ci insegna quell'altra generosità più difficile, molto difficile, che è quella di dare un po' di tempo alla persona vicina, di accorgersi chi ha bisogno, di parlare con chi può aiutarla. E andate avanti voi a fare l'elenco di queste cose che costruiscono dei legami buoni dentro il nostro tessuto della vita comune e sociale. Io dico sempre che la Chiesa, se non facesse nient'altro, ma sapesse tenere insieme i legami sociali, non si usa dire questa espressione oggi, ma fare rete tra le persone, avrebbe già cambiato il mondo della società. Ve lo dico con un'immagine semplice. Io ho avuto la fortuna, credo che assomigli un po' alla vostra parrocchia, di fare i miei primi 10 anni di prete in una parrocchia di Monza, dove il padre, facendo bene la messa dalla domenica, ha costruito la chiesa di Mura, perché non avevamo una chiesa, avevamo solo un capannone, era una parrocchia italiana tra due grossi quartieri di Monza, peraltro anche un po' malfamati, e quindi è stata ritagliata lì, ha costruito la chiesa di Mura, la chiesa di persone, perché non faceva fare le cose per far vedere che abbiamo fatto tanto, ma li faceva perché abbiamo fatto insieme, è diverso, non
successo di prodotti locali per il nostro vescovo. E un'offerta per i poveri che bussano alla sua porta, come segno di condivisione e di vicinanza agli ultimi. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglici l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetevi tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
la festa